Un'altra delle mie passioni, la lettura, perché siamo nel mese estivo, siamo nel mese destinato alle vacanze e spessissimo vacanze sono sinonimo di lettura. Lettura, libri e libri soprattutto spensierosi che ci aiutino ad adagiarci un po' al relax ed alla spensieratezza. Voglio continuare infatti anche quest'anno con la mia rubrica destinata ai consigli per le letture. La lettura di questo periodo è un libro giallo per gli appassionati di suspense, di gialli, di misteri. Infatti lo scrittore è uno scrittore contemporaneo ed è uno svizzero chiamato Joel Dicker. Questo libro, scritto nel 2012, ha rappresentato un best seller ed è stato addirittura l'ispirazione di una serie TV. La verità sul caso Henri Quebert infatti narra della crisi artistica di uno scrittore, il quale si trova davanti ad un classico blocco emozionale, un blocco che non gli consente di continuare e di continuare la sua attività, che è quella dello scrittore. Ma la vita lo mette davanti ad un imprevisto fortuito nel suo caso. Infatti il suo vecchio amico, nonché professore universitario, lo chiama in quanto viene accusato di omicidio. Nel giardino infatti della sua villa viene ritrovato il cadavere di una studentessa morta e scomparsa circa 30 anni prima. Ecco che per lo scrittore si presenta un'occasione particolare che deve aiutare quindi l'amico a risolvere il caso, però al tempo stesso troverà le motivazioni e troverà lo spunto per il suo nuovo libro, che io ovviamente vi rinnovo e vi consiglio, ed è La verità sul caso Henri Quebert.